Carsegna, prego. Grazie Cristiano. Stamane sono venuti a trovarci al liceo di Bitti Nando Buffoni, Sandro Orologio e Mauro Gargiulo per illustrare ai ragazzi le ragioni del comitato per il no a questo parco EU. E i ragazzi, che per la verità erano già stati interessati nei ritagli dell'attività didattica, hanno mostrato molta curiosità e molto interesse, segno che sono aperti anche loro ai problemi del nostro territorio e qualora si costituisca in paese, può anche succedere un comitato per il sì, avrà ovviamente lo stesso spazio per favorire il confronto anche all'interno della scuola fra le varie posizioni. Detto ciò, nel 2003 organizzammo come gruppo consiliare provinciale della Rifondazione Comunista, di cui io ero capogruppo allora, un'assemblea a Bitti nel liceo scientifico, non partecipata come questa, perché nell'altopiano di San Matteo era stato installato un anemometro per la misurazione del vento nella prospettiva di costruire un parco eolico. E allora ovviamente si tratta del 2003, 15 anni fa, non si sapeva che i parchi eolici sarebbero diventati poi dei ricettacoli di corruzione e avamposti della criminalità organizzata per l'assalto ai fondi pubblici, come stiamo vedendo anche questi giorni con la condanna per esempio di Verdini, che non è un malfattore qualunque, ma è uno dei rappresentanti del Parlamento italiano e che si è occupato tra le altre cose anche degli impianti fotovoltaici. Allora aveva partecipato a questa assemblea anche Luigi Cogudi, che era consigliere regionale allora, ma era stato assessore all'urbanistica negli anni '80 ed era stato soprannominato l'assessore bulldozer, perché aveva mandato le ruspe per demolire gli edifici abusivi che erano stati realizzati lungo le coste, ed era uno di quelli che avevano già parlato del limite di nidificabilità dei 300 metri dal mare. Comunque in quella assemblea era emerso che la Sardegna aveva come attività economica prevalente l'agroalimentare e che si dovesse lavorare in quella prospettiva e che bisognava stare attenti ai parchi eolici, perché avrebbero potuto causare delle problematiche di carattere ambientale, come abbiamo sentito oggi, e così via. Sembrava fosse finita lì, perché poi era stato tolto l'anemometro, non si era più parlato di questa cosa, e poi è emersa adesso come un torrente carsico in questi giorni. E quindi il tempo ovviamente non è evidentemente per loro trascorso in vano. Allora io ovviamente mi sono fatto un'idea su questo e parto da un dato di fatto. Noi abbiamo uno dei più grandi, adesso mi sfugge il termine tecnico, che i pannelli solari che sono adiacenti alla vecchia fabbrica di San Giovanni, che sembrava, quando era in fase di realizzazione, un investimento per la comunità, per la nostra comunità, per il paese di Bitti e i paesi vicini, molto importante, che avrebbe portato lavoro e sviluppo. In realtà
a oggi sappiamo che così non è stato. E così non è. Quindi, di conseguenza, l'idea che mi sono fatta del parco fotovoltaico viene influenzata anche da quella visione di quei pannelli che per una comunità, per un paese che aspira a diventare una delle porte del parco di Tempilora non è sicuramente il massimo. Grazie.